Care Marilena e Silvia e Angela, cari Raffaele e Karim, cari Presidente e soci, domani sarà trascorso già un anno dalla morte di Francesco Paolo Sassi. Mi riferirò a lui come Franco, il suo nome più utilizzato, anche se io gli ho sempre dato del lei. Lasciatemi iniziare questa commemorazione, che leggerò, non essendo in grado di parlare a braccio in queste circostanze, dicendo che mai avrei pensato, la prima volta che entravo come socio in questo istituto, di dovermi un giorno trovare nella posizione di tenere questo discorso. La consapevolezza si è fatta invece concreta quando, nell'organizzare il convegno sulla geologia delle Alpi per l'80° compleanno sia di Sassi che di Giorgio Vittorio Dal Piazza, il 20 novembre del 2015, Franco non ha potuto essere presente perché è ammalato. Le nostre strade si sono incrociate abbastanza tardi, con il mio dottorato, circa 30 anni fa. La differenza di età fa sì che io non mi possa definire un amico ma un allievo e che abbia avuto poche esperienze dirette della vita personale e privata di Sassi, che era abbastanza riservato di carattere. Tuttavia mi aiuta per questo ricordo una ricchissima autobiografia, sfortunatamente incompiuta, che Franco ha iniziato già ottantenne e che ha continuato a scrivere finché gli è stato possibile. Ringrazio i familiari per avermela resa disponibile assieme alla gran parte delle fotografie che vedremo. Sassi nacque a Salandra, in provincia di Matera, il 6 luglio del 1935 e visse a Matera fino al 1953. Dei suoi 18 anni in Lucania, terra nella quale ha continuato a sentirsi fortemente radicato, Sassi ricordava con particolare orgoglio di aver partecipato alla fondazione dello scautismo a Matera. E allo scautismo attribuiva un ruolo fondamentale nell'aver plasmato la propria vita e il proprio modo di agire. Lo vedete qui, segnato dalla freccia, l'unico con gli occhiali, con il nome di Caccia Orso Bruno. Sassi si trasferì successivamente a Padova per intraprendere gli studi universitari ed è bello leggere che lo fece nel classico stile di un emigrante, con la valigia legata con lo spago e per la prima volta con i pantaloni lunghi. A Padova, forse non lo sapete, Sassi si iscrive a ingegneria, ma dopo un anno e con soli 2 esami all'attivo decide di cambiare e di iscriversi a scienze geologiche. Per capire che la sua carriera non era predestinata, ma è stata frutto di una certa dose di circostanze fortuite, basti sapere che Sassi scriveva che non sapeva nemmeno che a quei tempi ci si potesse laureare in geologia. E invece si laurea il 7 marzo 1960, come vedete, con una tesi petrografica sulle Filladi di Levico Caldonazzo. Relatore della tesi fu il fondatore della moderna petrografia padovana, Angelo Bianchi, che divenne anche mentore della sua successiva carriera e del cui modo di spiegare la petrografia Sassi era affascinato. A questo punto però va precisato che gli inizi della vita padovana di Sassi, ancor prima che dalla geologia, sono segnati dall'incontro della vita, quello con una biondina col cappotto rosso. La foto in bianco e nero, e quindi non si capisce, ma è così, e penso sia questo il cappotto, è così che nella sua autobiografia Franco descrive Marilena la prima volta che la vide in via Roma. A leggere sembra sia stato un autentico colpo di fulmine, come se ne vedono solo nei film. Almeno così lo ricorda Sassi. E i due si sposeranno dopo qualche anno, nel 1962, e la famiglia comincia ad espandersi l'anno successivo. La carriera professionale e scientifica di Sassi è tutta padovana e inizia con l'attività di geologo rilevatore per la Carta Geologica d'Italia. Rilevare significa percorrere le zone assegnate, osservarne e studiarne la geologia e le rocce affioranti e riportare queste informazioni su una carta geologica. C'è una componente non indifferente di fatica fisica nel rilevamento e quindi nella professione del geologo. E successivamente, coi problemi del suo cuore, Franco dovette limitare questo tipo di attività fino a sospenderla del tutto. Divenuto assistente nel 1965, nel 1976 Franco va a ricoprire la cattedra di petrografia, prima di scienze naturali
e poi di scienze geologiche, fino alla pensione nel 2007. Franco Sassi era un petrografo, cioè un geologo che studia le rocce, come queste si formano e in particolare come si trasformano e a quali condizioni. Era infatti specializzato nello studio delle rocce metamorfiche e dei minerali che sono presenti in esse. La sua attività di ricerca ha riguardato 3 argomenti principali. Il primo sono gli eventi petrogenetici prealpini nelle catene circummediterranee. Franco infatti era particolarmente interessato ai metamorfismi in quanto indicatori di importanti eventi geodinamici avvenuti prima della formazione della catena alpina. Partendo dai basamenti cristallini austroalpino e sudalpino delle Alpi orientali, che in questa carta sono la zona marrone, in particolare il marrone scuro, e poi l'arancio e giallo del schema tettonico delle Alpi, partendo da questi basamenti cristallini, i suoi interessi si estesero al bacino mediterraneo prima e poi ad est fino alle aree asiatiche. Per questo divenne coordinatore di importanti progetti internazionali come l'International Geological Correlation Program numero 5, che ha raccolto oltre 200 studiosi di 17 nazioni. Tra le rocce metamorfiche Sassi prediligeva le Filladi. Eccone un esempio. Ne avrete certamente viste camminando in montagna. Sono rocce a grana molto fine, difficili da studiare con convenzionali tecniche di microscopia ottica. Ed è qui che si innesta il secondo filone di ricerca di Sassi, il significato petrologico delle miche chiare sodico-potassiche. Franco infatti si rese conto che anche se le Filladi sembrano tutte uguali, le loro condizioni di formazione, pressione e temperatura, possono variare notevolmente e che c'era un minerale che poteva essere particolarmente utile a determinare tali condizioni. La mica, in particolare la mica bianca, la muscovite. Di questo minerale Franco studiò e comprese le relazioni tra le variazioni di composizione e le condizioni di pressione e temperatura del metamorfismo. In particolare era interessato a questa bacchettina rossa, quei 9 circa angstrom, perché definì la relazione tra un parametro cristallografico della mica, la distanza interplanare D001, in funzione della pressione, cioè la profondità nella crosta terrestre. Sassi fu in questo caso pioniere nel coniugare la mineralogia e la petrologia con un approccio multidisciplinare poco sperimentato al tempo, che oggi definiremmo con il termine in context. Lo fece collaborando per oltre 30 anni con il collega e amico Charlie Guidotti e divennero i promotori della cosiddetta Petrologic Mineralogy. Il richiamo a Charlie mi permette di aprire una piccola parentesi personale. Innanzitutto va ribadito che Sassi era molto formale, gli si dava del lei e lo si chiamava professore, mentre tra di noi lo chiamavamo FP dalle sue iniziali. Nei primi anni 90 Sassi poteva coordinare ben 4 giovani ricercatori e si creava il cosiddetto gruppo Tübingen. Con questo nome scherzoso si voleva identificare la volontà di lavorare in gruppo, in particolare nelle Alpi orientali, e il team comprendeva Claudio, Raffaele, Richard, io, il professor Giorgio Zirpoli, caro amico di Franco, e poi Antonella, Giovanna, Lara, Luca, Sandro, Said. Sassi coordinava il gruppo Tübingen e ne finanziava la ricerca. Nonostante avesse una vita spasmodicamente piena di impegni, come egli stesso l'ha descritta, Franco voleva che avessimo un appuntamento settimanale di discussione collegiale. È stato un periodo intenso e fruttuoso e ci ha mandati tutti all'estero a farci le ossa e a iniziare nuove collaborazioni. Bristol, Edimburgo, Zurigo, Townsville, Vienna, Princeton. Si respirava aria di internazionalizzazione ante litteram e non imposta, anche per le frequenti visite di ricercatori stranieri, ospitati presso il nostro dipartimento in occasione di soggiorni estesi e di periodi sabbatici. Con la loro fitta rete di rapporti internazionali, Sassi e gli altri colleghi del dipartimento riuscirono ad ospitare a Padova numerosi studiosi che al contempo offrivano a noi giovani opportunità di dialogo scientifico e di crescita. L'ospite più importante di Franco era sicuramente il già citato Charlie.
Guidotti visitava regolarmente il nostro dipartimento e Franco regolarmente quello di Orono, in Maine, e la sua presenza è stata uno stimolo importantissimo per noi del gruppo Tübingen. Charlie era un'autorità internazionale ed è stato per noi, al tempo giovani, un maestro e compagno di lunghe sedute al microscopio e di discussioni di petrologia metamorfica e di mineralogia delle miche. Tra i frutti della collaborazione con Charlie vi era anche uno dei vezzi di Franco, quello di scrivere i suoi appunti sui caratteristici block notes americani di colore giallo. Credo ne portasse a casa scatoloni quando andava in Maine o se li facesse portare dall'amico. Sassi aveva uno stile inconfondibile e credo ne andasse fiero. Era sempre vestito in modo impeccabile, con abito, gilet, cravatta, distintivo dell'Accademia e la penna stilografica della quale era gelosissimo. Avrebbe gradito anche da noi un abbigliamento più formale, ma dopo qualche tentativo ha perso la speranza e inorridiva d'estate vedendoci in bermuda e sandali. Il suo ufficio al primo piano, piccolino rispetto agli altri ma arredato elegantemente, aveva 2 poltrone per gli ospiti, molto comode, sulle quali era piacevole sedersi e discutere. E c'era un telefono a portata di mano, sempre in funzione. Raramente l'abbiamo sentito alzare la voce o scomporsi, anche di fronte a situazioni difficili. E raramente, magari davanti a una tazza di caffè a mezza mattina, Franco si lasciava andare a confidenze regalandoci piccole briciole della sua vita familiare. Curiosamente, ma forse neanche tanto, è stato dopo la sua pensione che ci siamo trovati a discutere delle cose importanti della vita. Nel lavoro Sassi era preciso, rispettoso delle scadenze e attento a tutti i dettagli, in modo anche esasperante, come ben sapeva chi collaborava con lui, magari nell'editing di un libro o nell'organizzazione di un congresso. Per essere certo che una cosa fosse fatta, spesso la chiedeva contemporaneamente a 2 o 3 di noi. Di questo suo modo di lavorare scrisse che non voleva mai arrivare impreparato ad un evento, commentando che anche questo era un comportamento scout acquisito in gioventù. Ma torniamo alle ricerche di Sassi. Il terzo tema furono i basamenti cristallini della Somalia. Nato come azione di cooperazione universitaria attivata dal MAE, sfortunatamente interrotta a causa della guerra civile, il progetto si è evoluto con un filone parallelo di ricerca scientifica. In entrambi i casi sono stati coinvolti decine di docenti di 15 atenei con indiscutibili risultati sia sul piano didattico. Molti dei giovani che vedete qua hanno conseguito il dottorato, alcuni a Padova, non si vede lì sotto c'è Said, e anche sul piano scientifico. Ne cito solamente 2 esempi cari a Franco. Innanzitutto Sassi fu coautore della Geological Map of Somalia alla scala 1 a 1,5 milioni, un progetto estremamente ambizioso vista la superficie cartografata che è doppia del territorio italiano. Poi ricorderete che nell'aprile 2010 Sassi presentava da questo podio una memoria intitolata Studi geologico-petrografici del basamento cristallino della regione del Bur, Somalia sud-occidentale. Questa memoria enciclopedica nella sua concezione doveva essere completata e inviata alla commissione di valutazione per la successiva stampa. Ma Franco non ci ha più lavorato, benché la memoria fosse un'eredità che voleva lasciare, perché era troppo impegnato come editor dei rendiconti lincei. L'attività accademica padovana è probabilmente quella più nota ai presenti. Come docente Sassi era molto apprezzato. Scriveva la collega Lara Maritan che tra gli studenti c'era una vera e propria ammirazione per questo professore, il cui cognome sembrava aver segnato il suo destino di brillante studioso delle rocce. Un nome, una professione. Sappiamo che in realtà così non era. Nel contempo, Franco ha ricoperto quasi tutte le cariche istituzionali dell'università, direttore di dipartimento, presidente del corso di laurea, preside di facoltà, fino a prorettore vicario nel mandato rettorale 2001-2002 del socio Marchesini. Qui lo vediamo parlare in aula magna al Bo. Un tale rapporto di simbiosi con il proprio Ateneo, associato all'indiscusso prestigio scientifico internazionale che riassumerò a breve,
avrebbe giustificato più che ampiamente il conferimento del titolo di emerito a Sassi una volta andato in pensione. Così non fu, a causa del clima profondamente malsano diffuso nel Dipartimento e delle beghe personali e autolesionistiche condotte da chi poteva decidere allora. Sassi fu molto addolorato di questa vicenda perché teneva a questa tappa conclusiva della propria carriera e soprattutto perché la meritava. Da questa triste vicenda si possono trarre almeno due conclusioni. Una è che noi di geoscienze siamo sempre stati bravi a farci male e l'altra è che nemo profeta in patria. Le qualità scientifiche e organizzative di Sassi, sommate ad una chiara visione degli sviluppi del panorama scientifico e culturale, lo hanno portato a svolgere incarichi di responsabilità e servizio anche e soprattutto fuori Padova, sia a livello nazionale che internazionale. L'elenco sarebbe molto lungo e cito i più significativi. In Italia fu presidente della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, nonché fondatore e presidente della Federazione Italiana di Scienze della Terra. Quest'ultima era un progetto di aggregazione dei vari pianeti e pianetini delle geoscienze sotto un ombrello comune, ma sfortunatamente la buona intuizione fallì con le gestioni successive. La sua visione per queste società era moderna, non settoriale e attualissima, e anche nelle vicissitudini e crisi che le geoscienze italiane stanno attraversando nei tempi odierni, Sassi è stato un punto di riferimento per gli attuali protagonisti e decisori. Franco ebbe anche importanti ruoli nel CNR, dove fu fra l'altro presidente della Commissione per lo sviluppo delle scienze della Terra. A livello internazionale fu membro della Commissione sulla nomenclatura delle miche, membro della Commissione Systematics of Metamorphic Rocks della International Union of Geological Sciences e anche membro del Council della European Geosciences Union. L'attività internazionale di Franco Sassi è stata particolarmente intensa, specialmente a livello editoriale. Tralasciando i volumi editi, un numero che non si ricorda, ricordo solo che egli fu il primo italiano nell'Editorial Review Board del Journal of Metamorphic Geology, che è stato editor-in-chief dello European Journal of Mineralogy e editor-in-chief ed emerito dei rendiconti Lincei di scienze fisiche e naturali. A quest'ultimo incarico editoriale Sassi si è dedicato con passione fino al novembre del 2015. Gli inizi di queste attività editoriali risalgono agli anni '80, quando, come ricorderete, si usavano il fax, la posta non elettronica, le copie cartacee, le seconde e anche le terze bozze. Fare l'editor a quei tempi era sicuramente più pesante di oggi. Professionalmente Franco Sassi aveva un profondo senso dell'appartenenza e del servizio. Per lui appartenere all'università, ad un'accademia, a questo istituto o a una società scientifica non era solo o soprattutto potersi fregiare di un distintivo, cosa che comunque faceva con orgoglio, ma mettersi al servizio per far andare meglio le cose e per lasciare un'impronta in positivo. Sassi ha fatto tantissime cose e la saggezza popolare ci dice che solo chi non fa non sbaglia, il che significa che Sassi di errori ne deve aver fatti, e più di uno, e che probabilmente il suo non tirarsi indietro gli ha portato molti estimatori ed amici, ma anche detrattori. Si vede la circostanza del professore emerito. Un giorno, quando avevamo ormai confidenza, forse qua in sala da pranzo, gli chiesi quali errori grossi si rimproverasse. Onestamente mi aspettavo un elenco più lungo, ma mi confidò che il suo errore più grosso era stato di aver mandato in cattedra una tal persona, che poi gli tirò una non troppo metaforica coltellata alle spalle. Per tirare le somme, Franco Sassi era piccolo di statura, al punto che a Matera lo chiamavano Franchino, ma scientificamente di lui è stato detto giustamente «He was a mineralogical giant». Un consuntivo più autorevole e comprensivo anche di quello che non è accademia lo ha fatto Sassi stesso festeggiando gli 80 anni, parlando della sua vita come speciale, densa di successi, fortunata e privilegiata, ma anche segnata da dei dolori insanabili.
e si riferiva alle indimenticabili tragedie delle scomparse dei figli Luigi e Sandro, che solo con una grande fede e col sostegno di Marilena è riuscito a sopportare. La sua vita è stata anche segnata da un cuore malato. Anche se il cuore e le membra si sono letteralmente e progressivamente stancate fino a fermarsi, la mente di Franco Sassi, vitale e lucidissima, non ha cessato di creare per la scienza, la comunità geologica e soprattutto la sua famiglia fino all'ultimo giorno. Spero di essere riuscito a tracciare un ricordo adeguatamente rappresentativo della figura scientifica di Francesco Paolo Sassi e degli esempi positivi che ci ha lasciato. E desidero rinnovare ai familiari la vicinanza e l'affetto miei e di tutto l'Istituto Veneto.